Che ti è sembrato di questo numero di apertura? Io non ci ho fatto caso. Buongiorno Renzo. Caro professor Maggi, Dopo una pausa Dopo quasi tanto secolare, tempo. riprende lo sprizzetto. è una cosa eccezionale. Però Sono sai che- felicissimo, la vedo in grande forma, anzi, la vedo con qualche chilo in meno. Complimenti. Questo qua lui lo dice perché mi vuol bene, ma comunque non è vero. Ahimè, Non è vero. ho il maglioncino largo che frega. Io ho qualche chilo in più che devo Ma questo perdere. è normale. Comunque la vedo benissimo. Poi tra l'altro neanche spritz, caffè adesso, perché Caffè. lo spritz abbiamo problemi tecnici, quindi neanche più Sono dei problemi alcolici. tecnici, neanche più alcolici. Vabbè, però siamo ancora qui. Cari ascoltatori, siamo Oggi abbiamo ripreso dove abbiamo fatto la prima puntata 4 anni fa. bravissimo. Siamo all'Hotel Già Castello. passati 4 anni. Eh sì, ai noi. Ai noi, ai voi, ai essi. Ai sì. Allora che dire, lo sprizzetto c'è un sacco di roba da dire. Noi c'è Vigo, questo quasi. ci sono state elezioni, votazioni anche nazionali, ma non solo. A Portoviro e a Tagli di Po, 2 sindache nuove, quindi Portoviro abbiamo due nuovi sindaci, a Portoviro come diceva lei, professor Maggi, e soprattutto a Taglio di Po, 2 donne, sì, tra l'altro 100% di donne. una tua carissima amica, una mia carissima amica Laila Marangoni, finalmente sindaco, è stata vice sindaco, si era proposta la volta scorsa Sì. e quindi è È stata una, premiata. una vera combattente, E beh, decisamente sì. una vera Decisamente combattente, sì. sempre positiva, con il sorriso sulle labbra, sempre. Bene. Ecco, detto questo, siccome stiamo facendo work in progress Work questo in programma, progress, sì. questo programma qua, vale la pena essere un combattente in politica, perché poi quelli della Prima Repubblica sono scomparsi tutti, però sono padri nobili, cioè nel senso che ancora sono molto ascoltati e molto rimpianti molto spesso. Però, Vista la qualità di molti della seconda, però c'è è un turnover chiaro. gigantesco, c'è gente che va, che scompare, poi ripare dopo un po'. È arrivato il signor Grazie, Matteo, grazie Matteo. nostro carissimo amico e gestore della nostra salute al bar. Grazie Matteo. Grazie Matteo. E quindi il politico ha vita molto più breve rispetto alla Prima Repubblica, o sbaglio? No, hai ragione, perché la Seconda Repubblica ha dimostrato di bruciare i propri protagonisti nel giro di breve tempo. Però come in tutte le cose, chi ha determinazione, chi ha anche valori che porta con sé e soprattutto chi ha passione per la politica, può star fuori un giro, magari anche 2, però se è preparato e nei confronti del cittadino dimostra di essere persona altruista e capace, non esci dal giro. Però c'è un attore nuovo che prima non c'era nella Prima Repubblica, che secondo me sono i social. Io ho seguito per esempio la campagna elettorale di Portoviro e una mossa sbagliata di un vecchio volpone della politica che è Doriano Mancin per me gli è costato qualche centinaio di voti. Praticamente nei social hanno interpretato una sua battuta in maniera negativa e l'hanno massacrato. Quindi questa ingerenza e questo intervento dei social, che puoi dire tutto contrario di tutto, puoi avere gli hater che ti possono massacrare, è un attore nuovo che prima non Sì. c'era e quindi determina veramente sia i successi di qualcuno ma anche il precipitare. Professor Maggi, essendo lei uomo di comunicazione, ha colto una parte del problema. Certamente i social, che una volta non esistevano, hanno un ruolo importantissimo. Ma perché? Perché, come hai detto tu, anzi come ha detto lei, come Sì, hai detto ormai tu, abbiamo siamo su lei, dilatano, moltiplicano gli effetti, quindi è come lei, come me, quando eravamo ragazzini giocavamo a flipper. Quando a un certo punto il flipper entri nella molla è la stessa identica cosa, sbagli approccio e si moltiplica in modo esponenziale. Sì, perché ormai ci sono degli esempi eclatanti. Io ho seguito Renzi la prima volta che è venuto qua a Rovigo e in un servizio che ho fatto io avevo detto è come una rockstar. Sì, È me lo ricordo, è arrivato. l'ho andati a trovare in Duomo. Esatto. E dopo è arrivato in una seconda battuta neanche più guardato di striscia, anzi molto contestato. Salvini stesso discorso. Io lo seguì a Rosa Pineta, ma non tanto, un anno fa, e l'ultimo giro che era a Scardovari c'era pochissima gente,
c'era più polizia che gente che lo guardava. È vero. Diciamo che la politica televisiva e dei social brucia di più i dirigenti, ma perché c'è molto più voto di opinione e molto ma meno voto di organizzazione. Anche questo è vero. Se tu fai il conto di coloro che sono gli iscritti, se dovessero partecipare agli incontri solo gli iscritti ai partiti, il comiziante farebbe il comizio davanti allo specchio. Perché la società Infatti fanno i comizi, qualcuno in piazza, ma molto spesso nel chiuso con 20 persone. Guarda, siccome io adesso mi bevo il caffè e salutiamo i nostri amici che ci stanno ascoltando. Sì, siamo felici di essere ritornati Sì. a riprendere lo spazio dello Spritz e bisogna fare gli applausi e i complimenti al professor Maggi che ha avuto questa determinazione. Sì. Bravo professor Maggi. Per la seconda battuta, dopo ci mettiamo un attacchi a questo tavolino qua perché ci stiamo soffrendo. Com'è che si dice? Sembra un coso dei medium. Abbiamo gli spiriti che muovono il tavolo. È vero. Ciao ciao. Arrivederci. A bere caffè. Questo spettacolo è orribile. Spaventoso. Disgustoso. Ci torniamo ancora? Sicuro.